Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici delle stelle, ben ritrovati anche oggi nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Andiamo a sentire anche in questo giovedì 15 aprile cosa ci dicono le nostre stelle oggi. Amici dell'Ariete, iniziamo proprio da voi. Oggi che il notturno satellite fa il suo ingresso in Gemelli e la simpatia a tenere banco, umore al top e soddisfazioni dal lavoro in modalità agile. Gli intoppi sono risolvibili facendo tesoro dell'esperienza in modo da non commettere gli stessi errori. Toro, né male né bene, né allegri né tristi, le emozioni oggi sono blindate. Vi consola l'idea della giornata tranquilla con l'obiettivo di riprendere fiato. Una persona simpatica e spensierata è pronta a entrare all'improvviso nella vostra vita, sconvolgendo tutti i vostri piani. Gemelli, la Luna e Giove vi favoriscono, promuovendo progetti di largo respiro, concludete gli impegni in fretta e fate largo al divertimento senza indugio. La sicurezza in voi stessi agisce da calamite e attira verso di voi occasioni favorevoli e persone affidabili. Cancro, anche se oggi vi sentirete un po' annoiati, non trovate diversivi a tutti i costi. Nel qui ed ora rimanete in contatto con voi stessi. Un amore a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si verifica l'intensità del rapporto. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, a caratterizzarvi una comunicativa efficace e un fascino che a prescindere dall'età vi rende sempre evergreen. Ammirati e corteggiati in ogni situazione, sarete al centro dell'attenzione oggi, seguite le vostre passioni. Vergine, luna storta ma senza gravi conseguenze, vi rende soltanto poco inclini alle chiacchiere, tanto da rifuggire oggi da ogni forma di mondanità. All'ordine del giorno piccoli ma fastidiosi contrattempi, tra malintesi al telefono e qualche disguido, anche famiglie e partner sono da tranquillizzare. Bilancia, un trigono aereo unisce la Luna a Giove, ovvero la sostenibile ed entusiasmante leggerezza all'essere. Accogliervi è infatti una ventata di simpatia, acume e dinamismo. Il fronte del cuore vi gratifica con un tocco di tenerezza, nella coppia vi uniscono dolci speranze. Scorpione, la luce del mattino si porta via i brutti sogni e vi fa alzare dal letto pronti per un'altra eventuale battaglia, impavidi come e più di sempre. Restate connessi con i vecchi amici, aggiornatevi sulle ultime novità, potreste provare a commentare un libro uscito di recente. Sagittario, terrete testa agli intralci con il sorriso oggi, fermento anche in amore, buttatevi ma non forzate i tempi, come sapete se son rose fioriranno. Gli amici possono fare molto per voi, anche se avete altro per la testa lasciatevi catturare dalla loro allegria. Capricorno, godetevi un giovedì di quiete che sembra essere così ben condiviso dalla dolce metà ai familiari. Il segreto della felicità sta nelle piccole cose. È un'ottima idea oggi quella di pulire la casa, arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili o liberarla anche da qualche piccola cianfrusaglia. Acquario, con il favore della Luna esaltata da Giove siete nel vostro elemento, leggeri ma non frivoli, carismatici e impegnati, costituite un punto di riferimento. Le difficoltà restano, ma avete le carte in regola per affrontarle con pieno successo e soddisfazione. Pesci, cercate di non perdere la bussola se tutto non andrà come desiderato e non cedete alla tentazione di scaricare il malumore su chi vi sta vicino. I problemi vi sembreranno molto più grandi di quanto non siano in realtà, quindi rilassatevi e soprattutto sorridete. È tutto quindi per il nostro oroscopo di oggi. Dalle stelle di Radio.0 è tutto, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0